Non è solo la sicurezza intesa come lotta alla criminalità a tenere banco in questa campagna elettorale, ma anche la sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico, un tema che Alessandra Moretti, candidata del centro-sinistra alle imminenti regionali, intende affrontare con la massima urgenza nel corso del suo mandato. I problemi di una regione che si è scoperta improvvisamente fragile, secondo Alessandra Moretti, hanno delle precise responsabilità. Troppo poche le opere per la messa in sicurezza idraulica del territorio fatte in questi anni di governo Zaia da un lato, solo le vasche di laminazione di Caldogno e Trissino sono in fase di realizzazione su un totale di 16 annunciate, e dall'altro uno smisurato aumento di impermeabilizzazione del suolo per colpa degli ultimi piani casa adottati dalla giunta regionale, dalla proliferazione di microaree industriali alla cosiddetta urbanizzazione diffusa. Secondo l'esponente PD non ha senso aggiungere ulteriori aree urbanizzate e pavimentate in quella che è la regione già più cementificata d'Italia, ma occorre rispettare il principio delle 3 R: ricostruzione, riqualificazione e rigenerazione. Oltretutto questa colata di cemento ha portato ad altri risultati tutt'altro che lusinghieri, con la progressiva sparizione delle aree coltivabili. Da 30 anni il Veneto non è più autosufficiente dal punto di vista della produzione agricola. Basta consumare suolo in maniera dissennata è una delle parole d'ordine del programma di Alessandra Moretti, che annuncia un impegno concreto a difesa del territorio.